Eccoci qua con mister Roberto Vecchiato. Non è un bel inizio per lei questo inizio stagione, però il calcio d'agosto si dice che va preso per quello che è, però insomma Coppa Italia un 3-0, qualche magari campanello d'allarme glielo fa suonare o ci può anche stare? Non ci può mai stare, ma la partita è stata molto equilibrata fino all'1-0, sinceramente non c'è stata differenza. Dopo 1-0 che è arrivato su un calcio piazzato dove nessuno l'ha toccata, un po' casuale e grave per noi, là abbiamo smesso un po' di giocare, i cambi sicuramente hanno cambiato un po' la partita a favore del Portogruaro, che è una rosa molto ampia, però dovevamo finire meglio la partita, questo sì. Il Portogruaro comunque nel primo tempo ha impegnato il vostro portiere su due grandi parate ravvicinate sul colpo di testa di Della Bianca, perciò forse un qualcosetta il Portogruaro aveva fatto vedere all'inizio, però come ha detto lei è equilibrata. Cos'è che ha fatto cambiare proprio quell'episodio del gol, del primo gol? Abbiamo perso la fisicità, loro hanno fatto gol, ripeto, su una palla che è passata abbastanza casuale e la partita è cambiata, noi abbiamo perso sicuramente distanze e poi insomma abbiamo finito con tanti giovani e loro hanno una rosa molto più importante e questo abbiamo pagato un po' di felicità, ma questo serve. Passaggio del turno in Coppa Italia, si dice che chi perde il primo turno insomma difficilmente riesce a passare. Adesso il vostro obiettivo è comunque crederci ancora e in prospettiva di campionato gli obiettivi? A parte che ne passa uno su quattro, bisogna che chi passa da prima le vinca tanto, compreso il Portogruaro o il Porto Mansuè che ha vinto. No, noi ci teniamo a vincere le partite, la prossima è in casa del Porto Mansuè, poi il campionato inizia, queste due partite, questa passata e la prossima ci teniamo a far bene e secondo me per 60 minuti abbiamo giocato alla pari e dunque non c'è nessun campanello d'allarme, noi sappiamo dover crescere, è una rosa diversa dal Portogruaro e ambizioni diverse, però lavoriamo e basta. E allora in chiusura, conosceva il Portogruaro, l'ha visto come se lo aspettava o è stata una sorpresa? No, il Portogallo è questo, il Portogallo è una squadra che cambia la partita con i cambi, perché fino a che abbiamo giocato, ripeto, fino a 1-0 è stato molto equilibrato, abbiamo avuto una palla noi, palla gol composta a primo tempo e potevamo avere vantaggio noi come loro sul colpo di testa della Bianca. Poi è cambiato dopo l'1-0, sicuramente la differenza di età che poi c'era in campo si è notata. Bene, grazie mister. Prego.